Noi auti piemontesi che stuma in Argentina. Grazie per tutto quello che state facendo e stai facendo con la tua associazione. Io chiedo scusa se non parlerò in piemontese, ma perché la mia storia dice che io per un quarto sono piemontese. Allora basta. Ma magliano, evidentemente, potete già immaginare da quale parte del Piemonte provenga. Per 2/4 sono siciliano e per 1/4 friulano. Quindi questa è anche la storia di una migrazione tutta italiana, di persone che cercavano fortuna nel nostro Piemonte e che nel bene o nel male questo io sono, e quindi ringrazio i miei nonni, ma in parte lo dico anche perché anche la storia del nostro Piemonte vive nel sangue, nella carne di tanti amici argentini, e a me fa piacere particolarmente ringraziare Sergio. E come sempre si ringrazia anche quando c'è un grande presidente, c'è dietro o a fianco anche una grande donna che ha fatto da poco il compleanno, e quindi ringrazio anche la moglie che è la segretaria di Cultura di qualcuno. Grazie. E devo dire che però l'attività di conoscenza culturale della nostra tradizione piemontese, che con la sua associazione porta avanti, ci porta, dopo la visita che i piemontesi hanno fatto in Argentina, a vedervi qui. Ci fa molto piacere, lo dico come consiglio regionale, anche perché se non fosse per realtà come la tua e per l'impegno che tu metti, forse il piemontese lo ascolteremmo solo più in Argentina. Cioè che ci saranno luoghi in Argentina dove i nostri avi ancora parlano quella lingua un po' legata a parte di spagnolo, che ricorda la lingua dei nostri nonni e dei nostri avi. Per cui io vi ringrazio molto per quello che state facendo. Ci tenevo a essere qui non solo perché stimo l'attività dell'associazionismo culturale, che spesso non è tenuto così in grande considerazione istituzioni, ma anche perché Regione Piemonte da poco ha votato una legge per la storia, la tradizione e la cultura del Piemonte, rinnovando anche il centro studio aperto. Abbiamo fatto tutta una serie di cose, anche perché, concludo, prima poi avrò un omaggio per la tua ospite, bellissimo, e perché se non sappiamo chi siamo stati e quali sono le ragioni del nostro essere, così difficilmente potremo guardare al futuro con coraggio. Solo una riacquisizione della nostra storia ci permette di avere un'identità, e dentro le identità si può dialogare con la diversità. Senza un'identità diventiamo evidentemente relativisti su tutto, e quindi difficilmente ci si può interfacciare. Quindi mi sono permesso di portare a nome del Consiglio regionale una bandiera della Regione Piemonte che abbiamo fatto: Piemonte valori comuni, una regione tante storie. Questa la lascio. Il drapo del Piemonte. Grazie. Poi una bellissima storia fatta dall'ANSA di 50 anni del Piemonte, raccontato per immagini gli eventi più importanti della nostra storia. E poi, perché eravamo in tema, non è ancora uscita l'ultima edizione, ma è stato fatto un annuario della scuola del Piemonte. Annuario della scuola del Piemonte, quindi col titolo bilingue. Ogni giorno con un detto piemontese e con la doppia versione italiano e piemontese. Ci tenevo a donarlo a nome del Consiglio regionale. All'ombretta del le grande aramba al feu,
le plöie portigai spantias al putagè, perfum dal fentaià e dal bun vin camussa, an parlu i nostri vei, con lur ancor parluma, son lur le nostre reis, son lur le nostre vus, ancora i conservuma la vus di nostri c'è. Nieti piemontesi che stuma in Argentina, ancora i conservuma la vus di nostri c'è. Sì, trovo tanta gente che magari l'hai mai vista la persona, ma che sai che sono gente importante per la piemontesità, per la lingua piemontesa. E per me l'onore fa proprio ben da piorena. E sento che la busa cammina sì. tramule un po', ma insomma tramise. Sì. E infatti manca un incoraggiamento. Quando insomma tacca a sistemare la riunione e dire fa una riunione tra amici, tre persone, ma sta roba lì, una roba che mi fa carde, per dire la verità. Spero di essere l'altezza del momento. Da Kuma. Tacca. Mi la Tacca Borneo, come dicevo. Tacca Borneo, tacca mi la scrivo che la dibe perché le non bel fe per me parlare tutte queste quantità di parole senza desmentire niente, né? Parlon la già fai la presentazione Sergi, mi sono Alejandra Gaido, Sandrina, come dischiel, e vengo da Las Varillas, che è la provincia di Córdoba, in Argentina. Prima di niente, devo chiamare scusa perché sai che mia accent è mia non al vostro, è proprio dagli argentini, dai piemontesi argentini. Manca la cadenza, la musica dei piemontesi doc, ma mi sono la quarta generazione piemontesa nella mia famiglia. All'estate mi piace Michele, na Barge, che è arrivata in Argentina assieme a suo padre, sua mamma e 3 fratelli, che ha portato tesoro alla casa dei guide. E loro sono stati parte di quella terza onda dei migranti, magari la più grossa, perché sono arrivati nel 1892. Mia accent è una mescia tra piemontesi e cordobesi, santafesini, perché mia città, Las Varillas, è proprio al confine tra le due province, Córdoba e Santa Fe, e per me stasera è una grande opportunità. È un segno, fai realtà, una grande sfida. Come l'ha già detto, spero di essere all'altezza e fare la bella figura, come la mostriamo qua. Fene la figura del cioccolate. E ringrazio a Sergi, prima niente a Sergi e a banda perché hanno fatto l'impossibile perché sto incontro spodei sa fe. Sai che la gente è stata fino adesso in vacanze, che è pas facile. E ringrazio a ogni dunque e voi altri per essere belli e sono per davvero emozionata e voi non smettiamo di me che lei parli lì e vi aggiunte una cosa che era lei naturalmente argentina ma la sua famiglia ha le d'origine basca. È venuta a trovare e chi è proprio l'esempio dei giù che a bello arambese agli origini. Insomma è un'altra cosa bella perché le nuove generazioni avevano mantenere le liure con la cultura di dei. Cosa che sia in Italia, o in Piemonte in particolare, non sempre è così, diventa tribule per cercare di innamorare le nuove generazioni alla cultura regionale, no? Di nostri vecchi. E poi la federazione che ha fatto sostegno, accompagna e aggruppa tutte queste manifestazioni sulla, ma la roba più importante
è stato il corso di introduzione alla lingua piemontese, per cui che parlo in spagnolo, che abbiamo camminato del 2020. È stata una sorpresa, tanta gente che abbiamo prende all'Argentina a parlare e a scrivere il piemontese. Ma noi siamo il professore, la sua mi dice volontari che faccia tola, sì. ma lui fa il 2020, il 2021, tanta gente che vorrà un'altra volta, ma fu un corso di introduzione, a mancaria per andare con per stradeie, insomma, alla passione, alla curiosità, all'interesse per la cultura piemontese, per la lingua piemontese. Senz'altro. Bella cosa. E parliamo di questo riconoscimento che abbiamo fatto alla lingua piemontese come patrimonio culturale e materiale in tante città della Pampa Gringa. Prima che alla Falo, alle stati Sunciales, Paesastre, San Francisco, Las Varillas, Suardi, Brigman, Mortero. Buon pomeriggio a tutti. Ho scoperto durante questo giro in bici, perché si chiama La Beccana. Io non sapevo, però che giravano tante di queste motobeccane e quindi c'era questa... È una marca di motociclette e anche bici. Ed effettivamente mi ricordo che mio nonno girava con una motobeccana, quindi effettivamente girare per il territorio serve anche a quello. Esatto. Grazie dell'occasione. A me fa davvero piacere essere qua a salutare l'associazione con cui abbiamo una relazione, diciamo, che è data negli anni, però in particolare la nostra ospite. Il Consiglio regionale del Piemonte da sempre intrattiene rapporti costanti con le associazioni argentine. Non più tardi di qualche mese fa abbiamo incontrato una delegazione importante in Consiglio ma con tutte le condizioni asilo diverse, seguiamo parlando di una grossa quantità di persone che hanno la sua casa, sua famiglia, sua città, suo paese, ma che apportano il suo costume, sua vita a un altro posto e che, come nel caso dei nostri, sono inseriti in una società nuova per loro, ma hanno trapiantato la sua cultura, una geografia lontana e diversa. Ma come se sia, mi sono non sa per parlare di quella migrazione, neanche di questa nuova fuga di cervelli. Io vengo a parlare, come dice la locandina, le parole antiche dei nostri che sono buttate senza chiamare permesso al nostro vocabolario spagnolo e che a volte le persone, con tutto che hanno conosciuto il senso, hai detto senza neanche sapere da dove che sono arrivate i vocaboli. Mi sa che c'è già una lunga lista di parole che sono state qui da altre persone in un altro tempo, ma mi parlerai delle parole che le trovai da vari anni fa, ascoltando gente che parla piemontese su ens, mica di sua vita, e che sono la prima, a volte neanche la seconda, ma la terza o quarta generazione. Che tanto, per dire caffè con leche, in tal gergon lunfardo, si dice feca con cele. Ecco, no? È vero? Ecco. E poi cosa è anche? Naut gioca di parole il cocolice. Ecco. Il cocolice è una mistura tra parole italiane anche inventata e parole spagnole. Non avete la parola, ma era per introdurre al tuo discorso. E anche lei le conosciute al personaggio di Mafalda, andando con personaggi di cartoni animati, Mafalda, tutto il mondo che gira intorno, no? Manolito, eccetera, eccetera. Anche loro adoro l'espressione lunfarde. Per esempio al gatto lo diciamo il micio, ecco, al can è una parolassa, diciamo il picciu, e poi una che è messa a bornia di che è cicata. Ecco, questo per dire che appunto le lingue, a seconda dal posto
che una parla a più insomma contaminazione differente. E stiamo parlando di questa parola che è una parola salpiccio, per noi è una parola che non è una parola. Certo. È la prima volta che... E anche il Machu Picchu, Ecco. ma quella è un'altra cosa. Ma penso che venga Da. da Sa proprio, no? Sì, sì. È la prima volta che sono arrivata a Sa e ero insieme a una misa che lì dare da cantare a Diego e mi diceva ma fatene nel piccio e sua cucina di me ma Alessandra per piacere disne sta parola e mi sapeva neanche perché me lo diceva, ma sono le parole che lui l'uma pia e che l'uma fa nostre, buonumas, una parola nostra proprio, che seria meglio di ingenuo per noi l'espagnolo, no? Ma a volte con l'unfardo diciamo, este pibe è un buonumas, perché pibe a dall'unfardo è buonumas, a dal Piemonte, sono nostre, È bello sapere che le parole piemontesi a intro anche in spagnolo sarebbe tonto, ma magari insomma, así piensa un badola, tenés que cambiare esa actitud, badola, insomma, así piensa un tonto. Aspetto che voi altri capite l'espagnolo, Alena una lingua c'era. Ma la parola badola entra anche nel lessico italiano, grazie alla Litizzetto, che adoro la parola badola. Adesso sento che anche di altri che sono in piemontese adoro la parola badola. Perciò va poi dunque fa portabuse. Sì. Di su mamma va. Il mamma abbiamo proprio a tale sempre. Me compré una moto. Ma va, e che moto è? Il mamma ben Da da piemontese. Di su ma plan drum. Sempre con chi la fa niente, che l'espagnolo sarebbe vago, attorrante, e dorme tutto il giorno su un plan drum. Di su una farinel, birichin, ne hai un amico che fa parte del gruppo dei giù proprio, e che all'estrano ma birichin. Perché piace badinè, sta mai fermo, no? E lui diciamo a pare, Birikin! E tutta la gente sa che a belli magari travieso, inquieto, no? Che la chiama David. E poi ti suma farfui. E ne con altra amica che l'estremo ma farfui. Perché lo merita proprio, perché a fare una tra l'altra di suma pastis, che sarebbe meglio di lío o desordine in spagnolo. Sempre che ha un disordine in sua casa, in sua vita, dispare. Tiene un pastis nella casa o a volte tiene un pastis nella testa, perché a volte insomma co testa nel posto di cabeza, no? Insomma ciaraffi, ma sì, è una nuova bella, perché per dire un plurale e buttuma la S alla fine, insomma ciaraffis, ma no, sta roba è un ciaraffis, insomma jai. Oh, saragna mi dà jai, insomma, no? La picundria, qualche caduna le triste per malinconica. Ecco, lo dejó la novia, por eso le agarró la picundria di su una sacocha dal posto del bolsillo, guardalo nella sacocha, insomma pare. Bene, e queste sono dei pronte che la lingua mare dal piemontese a influenza non parli con la castiana. Poi ecco, mi vorrei fare un'altra cita parentesi. Prima parlare delle parole di Zuma la lingua spagnola che i piemontesi l'hanno fatto proprie, no? L'hanno modificata, però che deriva evidentemente dalla lingua castiana. E sono anche i falsi amici, i falsi amici, cioè che sono veramente domandati come l'hanno fatto
ste famiglie, ste cubbie, uomo e fumla, magari con Masnà al seguito, che sono arrivati lì in Argentina, a Buenos Aires, che sono arrivati poi a Cordoba, a Mendoza, eccetera, in giro per il paese, senza sapere dove castruavo, senza conoscere la lingua. Come l'hanno fatto? È importante che la lingua madre dei nostri cieli alla sane, quelle sono state delle parole sì, che noi piemontesi argentini abbiamo intervenuto per fare piemontese, che sono parole nostre, ma dobbiamo cambiare a volte la sortita, a volte la finale. ma mi vorrei parlare della parola cerea, che con tutto che è una bella parola, che tra noi altri piemontesi argentini adesso è diventata moda, magari sia per il libro del professor Kumba, se ne che tu non lo conosci. È una parola che i nostri diciamo per niente. Mi che sono cresciuta in una casa che parlava piemontese, mai ascoltato questa parola fino a che sono andata a studiare come scrive la lingua. Per me è una parola nuova, cerea. Da vari anni, no? Ma della stessa maniera che noi piemontesi argentini abbiamo parole nuove, cambiamo, trasformiamo da altre parole che corrispondono al vocabolario spagnolo per fare che si smiuti alla fonetica piemontese. No? Come nel caso della poesia dal Cusa Beltrán, magari le ascoltate qualche parola che non piemontese, no? Ecco, la ciappa, per dire ciappa in castellano, una placa metallica che si usa per los techos, la lamiera, una lastra, una tola, cosa di chatta, per una carretta, per una sorta di antico furgone da caria senza ringhiere, che scariavo con le borse grandi e meglio. Ma che c'è un barella, insomma, un cartoon, sì. Più o meno. A galpun. Galpun per cabanun, per cabana. Ciabot, ecco. Seria il magazzino. A culciun per mataras. Ma da noi è colcioni. E che è la buttare? La U è culciun. E diventa una parola piemontese. Alhambra, ma che lei non è l'Alhambra dall'Andalusia, per il film metallico che dovrà per in campagna, né? L'Alhambra. Filfer, ecco. Patio per Kurt, patio da noi è il patio. E poi chacaré, per chacarero, che lavora nella chacra, nella campagna.
maestra, il nonno, il tutor, il campagnin, il meccanico, il menuisier. A sua dusa e ciaira, dal camionista, la cuciniera, la ucat, la magistra, il panatè. Bugianen, dumse nandi, desciudumse, tirumse pandare. Nostra più grande ardità a se sgairanen, allen tesor da tramandè ai fiei. Teniuma viva la lingua dei nostri c'è. Parluma e scrivuma in piemontese. Piemontes che stuma in Argentina anche i conservuma la voce di nostri cieli, la voce di nostri cieli.